L'inizio di agosto rappresenta da sempre il giro di boa della stagione estiva. A Jesolo poi rappresenta anche la vera e propria stagione vacanziera degli italiani. E per fare il punto su come sta trascorrendo l'estate nella località jesolana, questa mattina amministrazione e operatori turistici hanno incontrato la stampa. I dati diffusi certificano una partenza a singhiozzo dell'estate jesolana, a causa anche di un meteo incerto. Tuttavia, a partire dalla fine di giugno, gli arrivi hanno segnato una costante crescita e, secondo le previsioni, il trend proseguirà anche nei mesi di settembre e ottobre. La situazione è al momento in leggero calo come fisiologico nella prima settimana di agosto, ma sicuramente il tutto esaurito per la seconda e la terza, e ci auguriamo che anche gli eventi che l'amministrazione comunale ha posto in essere per il periodo di fine agosto e i primi di settembre diano il tutto esaurito alla città. Quanto sta influendo l'inflazione nei costi agli ospiti? L'inflazione sappiamo essersi attestata intorno al 6-8%, ci sono crescite importanti soprattutto nel settore alimentare, nel settore delle lavanderie, però non abbiamo quegli aumenti che l'anno scorso ci hanno visto preoccupati per quanto riguarda i costi energetici di luce e gas. Come sta andando la stagione dal punto di vista del commercio? Diciamo che i negozi tradizionali e l'accessoristica sono quelli che in questi anni hanno sofferto di più. Quest'anno hanno un segno positivo, non è un gran segno positivo perché è un 2%, ma è un inizio, è un segnale, perché in momenti così di crisi profonda segnare un 2% di aumento di corrispettivi è già positivo. L'inflazione nel nostro settore è stato molto alto. Il settore alberghiero regge forse ancora meglio e il settore degli appartamenti è quello che è partito con una certa flessione, poi ha recuperato anche grazie al fatto che i prezzi in Croazia sono aumentati tantissimo. La città di Jesolo continua a rimanere una delle regine delle spiagge italiane, direi europee. Certamente mi sento la regina della Costa Veneta. Non me ne vogliono i colleghi, ma chiaramente quando si parla di Jesolo si parla di una località attrattiva, importante. Come dicevamo da uno studio che abbiamo letto poco fa, l'80% degli italiani comunque andrà in vacanza nonostante questioni legate agli aumenti, la stragrande maggioranza di questi sceglierà comunque il mare, una metà sarà comunque fidelizzata alla località che conosce, l'altra metà comunque è disposta a sperimentare città nuove. Jesolo, da buona interprete qual è, sarà certamente capace di tagliarsi ampio spazio all'interno di questi mercati. La località quest'anno punta su pochi eventi ma di qualità. Sì, si è intrapresa una nuova strada grazie anche alla collaborazione dell'amministrazione comunale, ossia la riduzione del numero di eventi che era pazzesco, perché insomma arrivavamo a 800 eventi l'anno, per cui una riduzione degli eventi medi, per capirci, per andare a investire su eventi di grossa caratura internazionale, con un festival acqua che ha percorso tutto il mese di giugno, con gli appuntamenti al faro degli ultimi 2 weekend, per cui Rando da un lato, Peghiguino e Guinea settimana prossima, dopodomani, con punte di 15.000 persone qui sold out già da un po' di tempo, con Tananai, con il festival Suonica al Parco Pegaso. Si aggiunge a questo Oli da qui a metà mese, andiamo poi verso Frecce Tricolori, Paul Weller e quant'altro. Direi che insomma dal punto di vista degli eventi il salto di qualità c'è stato. Ottimisti per l'ultima parte di stagione? Indubbiamente ottimisti, io reputo che questa sarà nuovamente una stagione record sia in termini di presenze sia in termini di fatturato. Si spera di chiudere a una via di mezzo tra il 19 e il favoloso 22.